Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Movida a Catania, ancora emergenza sicurezza, nonostante gli indispensabili controlli interforze restano sacche di illegalità. I casi più evidenti nelle immagini che vi mostreremo in piazza Teatro Massimo e al Castello Orsino. Ma è Palermo che nel weekend si conferma capitale della violenza, tra una rissa, i vandali a scuola e un raid nella casa museo di Don Puglisi. A Siracusa da più di 40 anni non si costruiscono nuovi alloggi popolari. È la denuncia del Sunia, più di 1200 le famiglie che aspettano una casa, ma l'emergenza abitativa investe anche il resto della Sicilia. A Messina il primo sistema al mondo per trasportare sangue e organi grazie all'utilizzo di droni. L'ASP di Messina è pronta ad avvalersi del sistema innovativo per trasferire il materiale d'urgenza all'ospedale di Lipari. Il ring per rinascere, incontro a Gela con Luciana Germano, vittima di un amore tossico e ora a 27 anni campionessa europea di kickboxing. Campobello di Mazara decisa a liberarsi da pregiudizi e sospetti con cultura e spettacolo. Dopo 35 anni riapre il Teatro Olimpia, diretto da Mario Incudine, il nemico dei gadget ispirati alla mafia. E poi il calcio, il Catania torna alla vittoria al Massimino, sconfitto il Taranto 1-0. Già mercoledì si torna in campo in casa del Monterosi, ultimo in classifica. Movida a Catania è ancora emergenza sicurezza, nonostante i controlli interforze restano sacche di illegalità. Scooteristi che scorazzano tra i turisti in piazza Teatro Massimo e al Castello Orsino, residenti e commercianti esasperati. Tonino De Mana. Non li ferma nessuno, neanche i controlli delle forze dell'ordine che, a giudicare dai video, non sembrano mettere un freno alla movida violenta. Le immagini che vi mostriamo nel perimetro del Castello Orsino in piazza Teatro Massimo a Catania certificano che qualcosa non va dal punto di vista della sicurezza, della prevenzione e della repressione. Ed è scivolato via un altro fine settimana dove non sono mancati i controlli di carabinieri e polizia e dove non sono mancati episodi di violenza con giovinastri e teppisti in preda ai fumi dell'alcol che hanno preso d'assalto il centro storico di Catania. Mi tocca vedere situazioni di degrado assoluto e mancanza completa di sicurezza di forze dell'ordine, delle polizie. E vediamo scorazzare ragazzini e ragazzi con le moto e con le minimoto che disturbano e spaventano i turisti e sono costretti a scappare. Eppure sulle nostre teste noi vediamo che ci sono almeno 2 o 3 telecamere, ma servono realmente? Ma sinceramente credo proprio di no, perché riescono i ragazzi a nascondere le targhe. Dal Castello Orsino a piazza Teatro Massimo, zone in parte sorvegliate ed in parte no. Siamo in via del Mutilato e questo è l'unico dissuasore con una catena di blocchi in cemento che impedisce l'accesso in piazza Teatro Massimo. Impedisce tra virgolette perché ai lati i motorini possono entrare tranquillamente e soprattutto non ci sono telecamere. Libero accesso, così gli scooter arrivano direttamente in piazza e rimangono tra sgommate, clacson e slalom tra i passanti. Una situazione insostenibile per i residenti che da anni chiedono interventi risolutivi. Il sabato sera rimane un momento di alta tensione perché anche nelle zone a traffico limitato e chiuso continuano a venire da varchi non completati motorini, moto con aria molto spavalda e provocatoria che vanno a rioccupare questi spazi. Queste bande non mollano facilmente e continuano ad avere dei punti di riferimento in locali che in parte avevano chiuso e stanno riaprendo, che vendono alcolici fino a tarda ora anche a minorenni. A terra, cocci di bottiglie in bella mostra nei pressi della fontana e con vista teatro, per una rappresentazione mortificante. E Palermo nel weekend si conferma ancora una volta capitale della violenza, una feroce rissa nei pressi del tribunale e poi una scuola danneggiata e un raid nella casa museo di Padre Pino Puglisi. Marco Gullà.
Ancora un weekend da bollino rosso sul fronte violenza a Palermo, una rissa, una scuola danneggiata e per l'ennesima volta un nuovo raid nella casa di padre Pino Puglisi, un bottino ancora più che preoccupante. Queste sono le immagini della violentissima rissa in zona tribunale. In un video diventato virale in pochissimo tempo si vedono due ragazzi che se le danno di santa ragione, con moltissimi ragazzi attorno a loro che cercano di sedare la lite senza riuscirci. Non si conoscono i motivi della rissa, molto probabilmente per futili motivi, e nemmeno se qualcuno dei due ragazzi, che ad un certo punto si vede nel filmato lottare anche per terra, sia rimasto ferito o meno. Queste sono invece le immagini che riguardano la scuola Madre Teresa di Calcutta nella zona della stazione centrale. La scuola elementare e media si è svegliata stamattina con i segni evidenti dell'assalto. Ladri e vandali sono penetrati nell'istituto, presumibilmente nelle ore notturne, e hanno vandalizzato alcune aule, furti e danneggiamenti. E poi ancora una volta presa di mira la casa di padre Pino Puglisi. Ennesimo danneggiamento a piazzetta Beato Padre Pino Puglisi. Ignoti hanno vandalizzato una fotografia che ritrae la venuta del Papa nel 2018, nel 25° anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi. Abbiamo provveduto naturalmente, come sempre, a sostituirla, a sistemarla, ma facciamo sempre appello alle istituzioni, soprattutto al Consiglio Comunale, che il 15 settembre di quest'anno si è riunito proprio in quel luogo sacro di martirio e dove avevano promesso che dovevano implementare con altre 2 telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Roberto Lagalla, presa la notizia del nuovo raid, ha annunciato che davanti alla casa museo di padre Puglisi saranno fissate delle telecamere di videosorveglianza. Elisabeth Smith, unica candidata a capo di una lista civica, è il nuovo sindaco di Bolognetta, uno dei 3 comuni siciliani chiamati alle urne perché sciolti per mafia. Gli altri 2 sono San Giuseppe Jato, sempre nel Palermitano, e Calatabbiano nel Catanese. Nel collegio Monza-Brianza, per le elezioni suppletive del Senato, ce l'ha fatta Diano Galliani in corsa per il centrodestra. Sconfitto Cappato del centrosinistra, fanalino di coda il sindaco di Taormina e leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca. A Siracusa da più di 40 anni non si costruiscono nuovi alloggi popolari. È la denuncia del Sunia, più di 1200 le famiglie che aspettano una casa. Ma l'emergenza abitativa investe anche il resto della Sicilia. Francesco Aloi. La mia richiesta sarebbe una casa popolare, perché vivo in affitto con 2 minorenni, di cui uno anche ha l'invalidità, quindi avrei molto bisogno di questa casa. È la richiesta di Alexandra. Il suo nome è tra quelli di chi cerca una casa popolare. Da tempo aspetta una chiamata, ma il telefono non squilla. Spero che lo trovo questa chiamata prima che è possibile, perché mi sarebbe di grandissimo aiuto. Come lei, a Siracusa ci sono altre 1200 famiglie. Tutte sono in cerca di un tetto dove stare. È un dato preoccupante, denuncia il Sunia, in una città dove non si costruiscono alloggi da più di 40 anni. Da diversi anni che noi sollecitiamo l'amministrazione comunale e il sindaco in testa a rispondere a questa esigenza abitativa. Oggi siamo nel momento più eclatante. A pagare le spese di questa emergenza abitativa spesso sono anche i bambini. Chi sono le persone che cercano casa? Un identikit possiamo farlo? Ma sono persone che hanno un reddito sotto i 10.000 euro, che non riescono ad avere un mutuo, che non riescono ad affittare a canone libero e sono costretti ad andare in coabitazione. Invertire il trend per il segretario provinciale del Sunia si può, serve buona volontà e un grande aiuto potrebbe darlo il PNRR. È un veicolo che può soddisfare determinati tipi di esigenze sul nostro territorio. L'emergenza abitativa non si ferma soltanto a Siracusa, ma riguarda tutta la Sicilia. Migliaia e migliaia le famiglie in difficoltà che aspettano una casa popolare. Nel 2022 è stato registrato anche il boom di sfratti, oltre 7.000 le richieste di esecuzione, più 232%. Dal Sunia si aspettano un incontro con l'assessore regionale Albano al più presto. Giusto parlare di questa problematica, ma servono fatti, aggiungono. Un progetto sperimentale che però ha già fatto vedere la sua utilità. È quello del trasporto d'urgenza di sangue e altri medicinali verso le isole minori attraverso i droni. A Messina l'ASP ha testato il progetto tra Patti e le isole Eolie, dove potrebbe entrare presto a regime. Francesco Triolo.
Sangue, organi, campioni biologici e farmaci in meno di mezz'ora. Alle Isole Eolie l'ASP di Messina è pronta ad avvalersi di un sistema innovativo per trasferire il materiale d'urgenza all'ospedale di Lipari attraverso l'utilizzo di droni. L'idea è stata del direttore dell'unità operativa trasfusionale di Patti, Gaetano Crisà, ed è già stato effettuato il primo volo sperimentale proprio da Patti a Lipari. Il drone è stato dimensionato per la tratta che è necessaria per trasportare sia in urgenza che in routine il sangue dall'ospedale di Patti all'ospedale di Lipari, ed insiste sul drone una tecnologia di ultimo livello, quindi una intelligenza artificiale che consente di governare il drone in completa autonomia ed è la prima volta in Italia che viene messa in atto il trasporto di sangue e di emoderivati con la tecnologia dronica. Il progetto è stato sviluppato da una start-up nata come spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che ha brevettato la capsula smart montata sul drone. Sarà in assoluto il primo servizio di trasporto sangue attraverso droni dalla terraferma verso un'isola. Il sistema può volare solo sulla traiettoria prefissata e preautorizzata e può resistere a venti sino a 60 km orari e alla pioggia. Il drone è previsto, garantisce la tratta con condizioni di vento fino a 45-50 km orari, e in caso di burrasca, viene così determinata la burrasca, il temporale, non è consigliabile. Comunque ci sono dei vincoli da parte dell'ENAC che non consentono la tratta. Può coprire la tratta verso Lipari in meno di 27 minuti, ma è una tecnologia che in prospettiva potrebbe essere utilizzata anche per le emergenze in altre isole minori siciliane. In Sicilia le zone che necessitano, che sono difficili da raggiungere, come le isole, sia le Eolie che le Egadi, ma anche le aree pedemontane o di alta montagna. Un'insegnante di sostegno di 48 anni è stata trovata in bagno insieme a un bimbo disabile di 9 anni in una scuola del centro di Palermo. Dalle prime indagini pare che abbia fatto ingerire dei tranquillanti al piccolo senza alcuna prescrizione medica. L'alunno è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale dei bambini. Pare che all'istituto sia arrivata una mail che segnalava comportamenti strani dell'insegnante e si parlava di schiaffi dati dal bambino. L'insegnante è già stata sospesa. Andare oltre la disabilità, oltre i pregiudizi. Nasce a Catania uno sportello con un numero di telefono per dare sostegno alle famiglie che devono affrontare le problematiche legate al mondo dei figli Down. Adelaide Barbagallo. Signora, sua figlia sarà una bambina Down. Una diagnosi spiazzante che nella gioia di una gravidanza apre un varco fatto di angoscia, paure, stress. Che fare? Stefania Massimino ha fatto la sua scelta. Non è stata semplice, perché le domande che ci poniamo, ma che cosa sarà questa bambina, cosa riuscirà a fare, io sarò in grado di aiutarla, e poi l'esterno, la società, e quando io non ci sarò, quali saranno le sue capacità, la sua autonomia. Quindi entri in una sorta di circolo vizioso. E devo dire anche in una sorta di solitudine, dove trovare delle risposte non è semplice. È nata un'associazione per dare supporto alle famiglie che devono affrontare tutte le problematiche legate al mondo dei Down. Le cose da fare sono tantissime, la strada è tutta in salita. E adesso c'è anche lo sportello Andare Oltre per sostenerle psicologicamente. Ok. Poi ovviamente questo motivo poi ne parlerà con le psicologhe. Andare oltre gli stereotipi, oltre i pregiudizi, perché ce n'è tanta, soprattutto sulla disabilità intellettiva. Anche i ragazzi si incontrano qui. Nike ama cucire, Anna ballare, Chiara scrivere, Sofia studiare, frequenta l'università, si è iscritta in agraria. Facciamo laboratori anche montessoriani, utilizziamo anche linguaggi come la musicoterapia, come la danzaterapia. Una volta questi ragazzi si tenevano chiusi in casa, ora le famiglie e i loro figli rivendicano il diritto a stare in mezzo agli altri. Il ring per rinascere. Agela Luciana Germana ha lottato contro la violenza di un amore tossico e ha conquistato il titolo europeo di kickboxing, la sua una doppia vittoria. Il riscatto proclama dopo le violenze. Giusy Lazzara.
Ha sofferto ma si è rialzata. Luciana Germano di Gela si è lasciata dietro le violenze di un amore tossico. Voleva diventare una modella, ma poi la sua vita è cambiata. Il ring è diventato la sua nuova casa. Tante ore di allenamento e la voglia di farcela. Così, a 27 anni, ha conquistato il titolo europeo di kickboxing. Stavo male perché avevo subito delle violenze fisiche. Quindi ho trovato nello sport il modo di sfogare e di riprendermi, perché questa è una sfida, ogni giorno una sfida contro me stessa. Luciana sa quanto si soffre per il dolore. La sua storia ha spinto altre donne a denunciare. Quando inizi a subire queste violenze inizialmente dici è colpa mia, magari ormai me la sono scelta, ormai non ne posso uscire, quando invece bisogna prendere consapevolezza di questo, che si può uscire benissimo e che non è colpa nostra. Imparare ad accettare le sconfitte. Lo sport è anche questo per Luciana, che ha aperto una palestra a Mazzarino e accoglie tanti giovani. Aiuto i bambini anche tramite i corsi che si svolgono qui nella mia palestra, aiutando insomma i bambini, sia i bambini timidi a far uscire il carattere, sia quelli più diciamo i bulletti a farli calmare con l'aiuto delle regole che impongo, il rispetto delle regole, della disciplina e il rispetto per il prossimo. Altre tappe di una vita di sfide per questa giovane donna rinata. Un 63enne di Acireale è stato arrestato dalla polizia dopo una lite in cui aveva minacciato l'ex moglie con un'ascia. Di notte gli agenti sono intervenuti per sedare un'accesa discussione che coinvolgeva anche l'attuale compagno della donna. Poco prima il 63enne avrebbe mostrato alla ex consorte un'accetta, lasciando intendere che l'avrebbe utilizzata contro di lei. L'ascia che vedete in questa foto è stata sequestrata. L'Avvocatura Generale dello Stato ha proposto oggi distinti ricorsi per Cassazione contro i provvedimenti con i quali il Tribunale di Catania ha negato la convalida del trattenimento di migranti. Decisione che hanno scatenato una bufera di polemiche attorno alla giudice apostolico. I ricorsi, dice una nota di Palazzo Chigi, affrontano i punti critici della motivazione delle ordinanze impugnate, con particolare riferimento alla violazione delle direttive europee. Riapre dopo 35 anni il Teatro Olimpia di Campobello di Mazara. La città di Matteo Messina Denaro prova a uscire dalla cappa del sospetto e del pregiudizio, partendo dalla cultura per un rilancio di tutto il territorio. Direttore artistico Mario Incudine è già protagonista di una forte campagna contro la mafia e gadget a tema. Vediamo. Campobello di Mazara, città sicura di Matteo Messina Denaro, sinonimo di latitanza, complicità, oscurantismo. Nell'immaginario di tutto il mondo il paese è coperto da un alone grigio di omertà che oggi prova ad essere squarciato dalla luce forte della cultura. Campobello riparte da qua, dal Cine Teatro Olimpia, riaperto dopo 35 anni di silenzio e polvere, perché la mafia si combatte anche così, con la cultura, per rilanciare tutto il territorio. Parola di Mario Incudine, il noto cantautore già protagonista di un'accesa campagna contro i gadget a tema mafioso, nuovo direttore artistico dell'Olimpia. Noi vogliamo che il teatro sia veramente la cosa più importante per lottare la mafia, per combattere la mafia. Noi vogliamo che il teatro possa sensibilizzare una coscienza collettiva, creare massa critica e soprattutto sconfiggere la mafia grazie alla cultura. David Coco apre il cartellone con La grande menzogna di Claudio Fava. Dal musicista Sergio Cammariere a David Coco, passando per il mattatore Roberto Ciufoli e Giobbe Covatta, un cartellone di 8 spettacoli con artisti di rilevanza nazionale e internazionale che daranno una nuova prospettiva a tutta la comunità. È da lì che noi stiamo cercando di partire per ridare nuova dignità alla nostra città, che è stata molto vilipesa e martoriata per le vicissitudini che ha dovuto attraversare a suo malgrado in questi ultimi mesi. Chi miscate di rabbia e d'amore. Perché un teatro aperto, attivo, vivo, significa emozione, empatia, cultura e tanta riflessione anche per le nuove generazioni. Una pausa, tra poco lo sport. Bentornati, adesso il calcio, il Catania riprende a marciare, vittoria importante col Taranto al Massimino e mercoledì si torna già in campo in casa del Monterosi. Marco Carli.
Sarà la svolta, lo sapremo presto, già da mercoledì a Teramo con il Monterosi e domenica prossima con l'Avellino. Ma qualcosa in casa Catania, soprattutto nel secondo tempo della vittoriosa sfida col Taranto, si è vista. A parte il modulo con la difesa a 3 è l'interpretazione che fa la differenza. Ad esempio le azioni di gioco meglio costruite partono dall'inserimento dei braccetti difensivi. A sinistra è Mazzotta a combinare con Zammarini e servire Di Carmine. Il pallone sfila di poco al lato, ma serve a capire che qualcosa può succedere. E infatti da destra arriva la seconda incursione, questa volta vincente. Chiricò premia l'avanzata di Castellini ed è dal difensore che scaturisce il cross, poi Marsura appoggia e Di Carmine trasforma. Abbiamo cercato di evitare magari quelle ripartenze che subivamo con l'altro modulo, ma possiamo utilizzarle tutte e due, dipende anche da che tipo di avversario vai ad affrontare in queste partite, così possiamo avere un po' più di giocatori, magari sia esterni che dentro, perché possiamo giocare con 5 giocatori quasi sulla loro linea e quindi possiamo ottenere là un po' più spesso gli avversari. Importanti anche i ritorni come quello di Rizzo che dà il là all'azione dell'1-0, non possono mancare i legni. Nel conto con la sfortuna si iscrivono anche Curado e Dubiscas che poteva realizzare il 2-0. Tanto è vero che anche i tifosi ci giocano un po'. Per l'allenatore un corno porta fortuna, ma il talismano è stato Di Carmine. Le ultime 2 partite soprattutto, che quelle prime no, ero marcato da 3 come oggi primo tempo e avendo i 2 esterni tanto larghi mi creavano pochi spazi e quindi avevo tutti gli uomini addosso. Giocando così con 2 trequartisti vicini le difese si aprono e quindi io posso ricevere più palloni giocabili in area di rigore. Il prossimo avversario per finire, il Monterosi è in coda, 2 pareggi e 7 sconfitte nelle prime 9. L'ultima ad Avellino con i laziali che sono andati in vantaggio, poi gli irpini hanno rimontato vincendo la gara 2-1 nel finale con Gori. E per stasera ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.